porto d'ingresso Vieni, vieni spirito d'amore al numero 492. Vieni, vieni, spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi, cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Primo venerdì del mese celebriamo la Santa Messa onorando il Sacratissimo Cuore di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Cristo eleison. Signore venuto per adunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, donaci di essere rivestiti delle virtù e infiammati dei sentimenti del cuore del tuo Figlio, perché, trasformati a sua immagine, diventiamo partecipi della redenzione eterna, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Baruch. Al Signore nostro Dio la giustizia, a noi il disonore sul volto, come oggi avviene per l'uomo di Giuda e per gli abitanti di Gerusalemme,
per i nostri re, per i nostri capi, per i nostri sacerdoti e i nostri profeti e per i nostri padri, perché abbiamo peccato contro il Signore, gli abbiamo disobbedito, non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio, che diceva di camminare secondo i decreti che il Signore ci aveva messo dinanzi. Dal giorno in cui il Signore fece uscire i nostri padri dall'Egitto fino ad oggi, noi ci siamo ribellati al Signore nostro Dio e ci siamo ostinati a non ascoltare la sua voce. Così come accade anche oggi, ci sono venuti addosso tanti mali, insieme con la maledizione che il Signore aveva minacciato per mezzo di Mosè, suo servo, quando fece uscire i nostri padri dall'Egitto, per concederci una terra in cui scorrono latte e miele. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio, secondo tutte le parole dei profeti che Egli ci ha mandato, ma ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore, ha servito dei stranieri e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore nostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno, fino a quando sarai adirato, Signore, per sempre, arderà come fuoco la tua gelosia. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati, presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Alleluia, alleluia, alleluia. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: guai a te Corazin, guai a te Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo vestiti di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo, fino agli inferi precipiterai. Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me, e chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Il profeta Baruch è stato il segretario e l'amico del profeta Geremia e col suo libro svolge i temi della sapienza, del peccato, della conversione e della reazione all'idolatria. In Baruch è viva la consapevolezza del peccato del popolo di Israele con la sua confessione.
ci siamo ribellati al Signore nostro Dio e ci siamo ostinati a non ascoltare la sua voce. Il grave peccato, come sempre, è l'avere sostituito Dio con il culto di altri dei, radice profonda di ogni colpa. Ecco come si esprime: al Signore nostro Dio la giustizia e a noi il disonore per aver offeso il Signore e non avere camminato secondo i comandamenti che il Signore ci aveva ordinato. Abbiamo seguito le perverse inclinazioni del cuore, servendo dei stranieri e facendo il male agli occhi del Signore per non avere ascoltato le parole dei profeti che Dio aveva inviato. Il Salmo 78 fa un'amara constatazione: nella tua eredità sono entrate le nazioni che hanno profanato il tuo santo tempio e hanno ridotto in macerie Gerusalemme. Fino a quando, Signore, sarai adirato con noi? Presto ci venga incontro la tua misericordia. E dal Vangelo secondo Luca viene constatato i grandi miracoli da Dio compiuti in favore del suo popolo eletto. Ma il popolo di Israele non ha creduto in quei segni di Dio e non si è convertito, preferendo il castigo anziché la salvezza. Il giudizio di Dio sarà severo per il popolo di Israele, più del giudizio riservato alle città pagane di Tiro, di Sidone, di Cafarno. Il Vangelo annunziato dai 72 discepoli inviati da Gesù non è stato ascoltato, non prendendo seriamente l'esortazione. L'esortazione, eccola, che chi ascolta i miei discepoli ascolta me, e chi li disprezza e li allontana disprezza me e il Padre Celeste che mi ha mandato. Ieri gli israeliti, oggi noi cristiani dobbiamo farci carico delle tante ingiustizie, delle tante immoralità, non con la tristezza che ci opprime, ma con la solidarietà che vuole Gesù da noi. Così agendo avremo la comprensione divina. Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia che ci libera dal peccato. Non venga mai meno l'aiuto di Dio per la gloria del suo nome e per l'amore del suo cuore, così da avere la salvezza con il perdono dei nostri peccati e dalle nostre infedeltà. Nella sua benevolenza, Dio è sempre all'opera nella storia degli uomini. Anche oggi Egli viene a noi per rischiarare il nostro cuore e donarci la forza della conversione e diciamo insieme: converti il tuo popolo, Signore. Converti il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa, perché
avvicini sempre più a Cristo nella povertà, nella purezza e nell'amore. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Per chi si è allontanato dalla vita di fede, perché possa ritrovare la memoria dei doni ricevuti da Dio e possa così ritornare con tutto il cuore a Lui. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Per le persone che sono provate dal dolore, dalla povertà, dall'ingiustizia, dalla sopraffazione, perché non soccombano e trovino qualcuno disposto ad aiutarli. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Per le nostre città, perché non siano più dominate dalla prepotenza e dall'arrivismo, ma diventino il luogo del rispetto, dell'accoglienza e della fede. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia e in essa veniamo riconciliati, perché sappiamo portare nelle nostre case la gioia dell'incontro con Dio misericordioso e fedele. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Non abbandonare, Padre, i tuoi figli, di cui conosci i bisogni e le fragilità, ma continua a guidarli nello scorrere dei giorni con la tua misericordia e la tua pace. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Accolita divina sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accollici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, d'ogni nostra colpa, purificaci d'ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio Padre di misericordia, per il grande amore col quale ci hai amati, hai dato per noi con ineffabile bontà il tuo unigenito Figlio. Fa che nella perfetta unione con Lui possiamo presentarti un'offerta degna della tua gloria per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine
l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il Padre San Francesco, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Col cuore pieno di fede preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia e rimedio e difesa e salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace, dove odio che io porti l'amore, dove offesa che io porti il perdono, dove tristezza che io porti la gioia, dove errore che io porti la verità. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace, dove discordia che io porti l'unione, dove dubbio che io porti la fede, dove angoscia che io porti speranza, dove buio che io porti la luce. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace.
Preghiamo. Resi partecipi del sacramento del tuo amore, supplichiamo, Padre, la tua misericordia, affinché ci renda conformi a Cristo sulla terra, per condividere la sua gloria nel cielo, e di vive regna nei secoli dei secoli. Ricordo che oggi è il primo venerdì del mese, dopo la messa delle 9, quindi dalle 9:30 fino a mezzogiorno, ci sarà l'adorazione eucaristica. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa e del Sacratissimo Cuore di Gesù, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. 482. Vergine Santa, Dio ti ha scelto con un palpito d'amore per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signore, portasti al mondo il Redentore. Piena di grazia noi ti lodiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.